certo, bianco! Caio, bianco! Perché desidero mangiarti? Se hai già portato a mangiarti, né altri niente. Ma sta parlando con me? Perché desidero prima di che te a mangiare? Sì, lei ha ordinato? No. Allora per quello non sta... C'è un'ora che dico che vado a ordinare. Scusa. No, non si preoccupi. No, ma no, sei un fià nervoso. Io porto qua al centro commerciale a cercare un fià di aria fresca perché non ha l'aria condizionata a casa. Va bene, anche. sì. E se tutti ragionano come voi altri, se cattiamo in 2000 anni al centro commerciale, cos'è? Vuoi vedere gioventù, no vecchimi. Se vuoi vedere vecchi, andavo al centro anziani, no al centro commerciale. Guardi che faccio anch'io così, cioè vengo qui, mangio un boccone al fresco, poi esco e torno al lavoro. Bravo, bete ora. Perché? Se mangi al freddo te vai fuori al caldo subito, che ti fai congestione, sei menino. Già che te ne si vai in acqua senza aspettare 3 ore, sai, te mori, Scusa, con me. no, è a col mondo, ma non sei nervoso. Ma sta tranquillo, goditi un attimo a Posto giornata. bellissimo, no? non le piace questo Sì, posto? per Molto carità. E se ha tante belle opportunità per gli anziani quel centro commerciale. Ti presenti a Palmira, ti ricordi a Palmira? bello. No, che non so neanche conosco. mica che sia chi sia. Palmira, e lì è badante, non è più nessuno, è 97 anni. E così è rimasta, si è persa il supermercato, si è cascata dentro il banco di yogurt. E ha cattato una famiglia dopo 3 giorni, ieri in offerta, ma ieri riesco a dare. E si è portato a casa. E io ancora là con Yuri, ha fatto. Bello, bello. Questa è una bella storia. Sì. Maurizio, è presente Maurizio? Ti ricordi tu Maurizio? Maurizio, sì. Sta tranquillo. Sì, Non lo conosci? Non lo conosco, ma Non dico conosci sì. Maurizio? Non conosci nessuno? Dico sì per dirle sì. Maurizio 98 anni, no? Io ho portato qua il 14 di agosto e si è perso nei bagni. E 15 ieri sarà. Io ho ricattato il 13 mattina in supermercato e sapeva tutti i prezzi. Io ho assunto. A tempo indeterminato. E determinato, se mai si presentava a mattina, non la No, comunque alla fine sono delle belle storie. Belle no? storie, Magari, belle storie. magari gliene capiterà una anche a lei prima o poi. Mi è capitata. già? Mi sono innamorato. Che bello. Qua, Supermercato. Ma dai, non sapevo mica me. Colpo di fulmine, no? Ecco, dai. Ho cattato questa signora, corsia al supermercato, ho fatto 2 chiacchiere, mi ha offerto il caffè. E come si andrà a finire? Ho comprato 2 macchinette di caffè, 10 anni di garanzia, 50 cialde e pago 70 euro al mese di caffè, ancora adesso pago. E no che sono nervoso, donna. Quindi diciamo che con questa donna non è andata così bene, ecco sì. Per carità, avevo aspettative diverse, ma ho acciappato stesso una bella ciao. No, no.